Non c'è pace per l'hotspot di Lampedusa che appena ieri si era quasi svuotato e stanotte ha accolto nuovamente ben 347 migranti, di cui 2 donne giunti nella più grande delle isole Pelagie a bordo di un peschereccio di 25 metri. Il barcone è salpato da Zuara in Libia ed è stato soccorso dalle motovedette di Capitaneria di Porto e Guardia di Finanza. I migranti hanno riferito di essere di nazionalità bengalese, egiziana, pakistana e siriana e di avere pagato per giungere in Sicilia cifre che vanno dai 4.000 agli 8.000 euro. Proprio ieri erano stati in 210 a lasciare il centro di prima accoglienza con il coordinamento della prefettura di Agrigento, che ne ha disposto l'imbarco sul traghetto di linea per Porto Empedocle. Nella struttura di primissima accoglienza di Contrada Embriacola erano rimaste appena 9 persone. Intanto proprio ieri i carabinieri hanno trovato e sequestrato un'imbarcazione di metallo, di quelle usate per le traversate della Speranza, nella spiaggia tra Eraclea Minoa e Capobianco. È possibile che il barchino possa essere stato abbandonato in mare e spinto dalle correnti sulla battigia, perché intorno allo stesso e nella zona non è stata trovata traccia alcuna di migranti.